Il Veneto è stata la prima regione italiana ad aver approvato il nuovo PSR, il piano di sviluppo rurale da qui al 2020, che prevede finanziamenti agli agricoltori per 1 miliardo 184 milioni di euro. Le linee guida del documento sono state spiegate ad una folta platea di imprenditori agricoli presenti al CESR di Rovigo. Credo che quello che è uscito dal Consiglio regionale sia un buon PSR, un buon piano di sviluppo rurale, perché si parla di una riduzione di misure da 132 a 45 con un investimento sulle aziende private da 470 milioni di euro, vecchia programmazione, a 800 milioni di euro questa programmazione, quindi soddisfacente anche perché puntiamo ancora sui giovani, sull'innovazione, sull'aggregazione, sugli aiuti a quelle aziende che in qualche modo vogliono essere competitive nel mondo. Il nuovo PSR è frutto di 6 mesi di lavoro di concertazione con il partenariato associazioni agricole in primis. Finalmente si parla di futuro, si parla di investimenti, si parla di imprese e questo credo sia un segnale importante, atteso anche da tanto tempo. Le risorse del secondo pilastro vanno a compensare quello che mancherà nel primo, quindi scelte strategiche, indispensabili, fondamentali per le imprese, che significherà anche uno spartiacque tra i percorsi, tra le imprese che supereranno il 2020, quindi credo anche una data strategica da un punto di vista anche della vera imprenditoria. Qui sono state fatte delle scelte importanti, scelte dove le imprese, dove gli investimenti sono prioritari in maniera assoluta, e credo che questo sia il percorso più importante. Poi il ridimensionamento delle risorse leader e il ridimensionamento delle risorse all'agroambiente, anzi il mantenimento al minimo, è indispensabile perché significa dare la massima spinta a quelli che saranno gli investimenti e a quelli che saranno i percorsi futuri. Siamo insieme a Lorenzo Nicoli, presidente di Confagricoltura Veneto. Allora, presidente, una sala gremita qui questa sera, evidentemente il tema è di particolare interesse. Allora, questi soldi e questa nuova programmazione in che modo daranno gli strumenti agli agricoltori per essere competitivi? Ma guardi, il segnale dato dalla provincia di Rovigo, ma da tutto il Veneto nelle ultime edizioni del PSR è stato quello di un settore che ci crede, che crede nel proprio lavoro, che è disposto a investire, che raccoglie la sfida del cambiamento. C'è in atto una ristrutturazione, è vero che calano le imprese, ma quelle che rimangono investono, si strutturano, e quindi la prova dell'affluenza di questa sera vuol dire che questo spirito non è venuto meno, anzi è forte questo spirito, e quindi è una nota di ottimismo, direi. Sul documento prodotto sembra essere positivo il giudizio da parte delle organizzazioni professionali agricole. Prima di tutto perché punta sui giovani, ma anche perché risponde alle richieste di semplificazione. Le misure da 132 si sono ridotte a 45. Speriamo che, come ha accennato anche il Presidente Azzalì, che nei prossimi anni c'è sempre qualcosa da modificare, qualcosa in meglio da modificare, dunque anche questo possa sburocratizzare questo problema di carte. Nel precedente piano di sviluppo rurale le domande finanziate sono state 5.500, presentate da circa metà delle aziende agricole del Veneto. L'obiettivo della prossima programmazione è di aumentare ancora di più questo numero. Allora, sul primo punto è stato un lavoro molto importante, condiviso, concertato, e che ha visto il Consiglio regionale impegnato a prescindere dall'appartenenza politica, e questa è la dimostrazione che quando si lavora sulle cose concrete e l'interesse, si guarda agli interessi reali della nostra gente, alla fine i risultati e le condivisioni arrivano. E quindi sì, è un punto di partenza, perché non dobbiamo adagiarci sul risultato ottenuto. Abbiamo sì prodotto un programma di sviluppo rurale sicuramente molto più contenuto nel numero di direttive, di misure eccetera, però occorre monitorarlo sin dal primo giorno, perché sicuramente ci sarà bisogno di spostamenti di risorse, ma non escludo neanche aprire nuove misure a seconda di quelle che saranno le tendenze eccetera. Il Polesine da questo punto di vista ha margini di crescita maggiori di altre zone, e proprio le misure sul territorio, lo sviluppo locale possono fare la differenza. È un territorio unico, ha delle peculiarità che nessun altro territorio ha, e quindi questo può fare la
differenza. Ecco, questo è il vero valore aggiunto del Polesine rispetto agli altri territori. L'agricoltura da questo punto di vista ha non solo un compito di produzione del cibo, come si suol dire, ma anche quello di tutelare, di preservare, di valorizzare i beni comuni. Questi non hanno un prezzo, ma sono il vero valore aggiunto. Unica nota negativa riguarda il premio accoppiato che l'Italia ha deciso di assegnare in minima parte alla zootecnia da carne. No, noi non diamo l'intesa finché se non c'è un ravvedimento rispetto a un settore particolare che è quello della carne bovina da macellazione, perché riteniamo che sia l'unico produzione che in qualche modo riscontra dell'articolo 52, cioè ha bisogno dell'aiuto vero e proprio. Sono state aiutate delle produzioni a livello nazionale che non hanno assolutamente nessun tipo di necessità, invece è stata in qualche modo messa in difficoltà un settore che è leader non solamente a livello veneto ma anche a livello italiano.